Non avrebbe voglia di parlare di politica il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in un grande giorno per la sanità padovana e veneta, con la presentazione a Campo San Piero, Alta Padovana, di un rivoluzionario impianto oculistico che consente a pazienti con degenerazione dei fotoricettori di ripristinare in gran parte la facoltà visiva. Ma Zaia non può comunque sottrarsi ad una riflessione relativa alla diaspora di due figure di spicco della Lega Veneta, fedelissimi di Flavio Tosi, in un nuovo gruppo al Consiglio regionale del Veneto denominato Impegno Veneto. Direi che rientra nelle regole della democrazia. Qualche giorno fa un altro consigliere è uscito. Immagino che questa campagna elettorale, l'avvicinamento alla data fatidica, ponga questioni anche più intime in ognuno e quindi ognuno deciderà cosa vuol fare del proprio futuro. I sondaggi ci dicono che i veneti sono con noi, sono con il loro presidente che ha sempre dimostrato di difendere il Veneto a tutti i livelli, a iniziare dagli ospedali della sanità, siamo i numeri 1 d'Italia, per passare alla miriade di iniziative, una per tutti. 235 comuni alluvionati, 925 opere realizzate per l'alluvione, 360 milioni di euro in 9 mesi tutto questo.